Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora avanza a grandi passi il carrozzone islamo-gauchista e potrebbe anche, diciamo, riguardare la commedia, potrebbe sembrare un'armata Brancaleone, una cozzaglia un po' picaresca, se non fosse lo specchio di un fenomeno invece strutturale della contemporaneità e parecchio inquietante, la saldatura appunto tra la neosinistra pseudo-wokista, diciamo terzomondista, ultra pro-pal e pezzi del mondo islamico, se non islamista, se non dichiaratamente fondamentalista. È successo che il PD, cioè quello che un'era politica fa era il principale partito di governo della sinistra, anzi del centro-sinistra, che ha avuto anche una breve e come dire, politicamente a nostro giudizio fallimentare, ma comunque una stagione riformista, ormai si candida proprio a cartello per riunire questa galassia islamo-gauchista. La notizia arriva da Siracusa, dove appunto è andato in scena un convegno con tanto di logo del PD sulla locandina, intitolato Gaza, flottiglia, diritti umani e pace. Vedete, un'insalata mista con tutte le parole chiave che definiscono questo universo. Tra i partecipanti Yassin Lafran, presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, già imbarcato anche lui sulla flottiglia ovviamente, con lui altri reduci della poco gloriosa, diciamo, spedizione, Tiago Avila e Toni Piccirella del direttivo addirittura della Global Sumud, il deputato PD Arturo Scotto, anche lui faceva parte della spedizione, è uno di quelli che si è molto lamentato delle barbare torture dell'esercito israeliano quando gli hanno impedito di violare un blocco navale, tra le altre cose gli avrebbero sequestrato le sigarette, siamo proprio, come dire, oltre la Convenzione di Ginevra. Era presente anche in quota VS un simbolo, forse il simbolo per l'eccellenza dell'immigrazionismo integralista, che è una delle facce fondamentali di questa ideologia, no? L'idea che non esistano i confini, non esistano più di fatto gli stati-nazioni e le culture che ci sono dietro, ma esista un grande minestrone multiculti, cioè l'eurodeputato rossoverde Mimmo Lucano. Mimmo Lucano, sapete, fa sembrare Laura Boldrini una moderata in termini di gestione dei flussi migratori. C'era l'eurodeputata Dem Annalisa Corrado, molto vicino alla segretaria Elly Schlein, e l'ex eurodeputato del PD Pietro Bartolo. Ricordiamo tra le altre cose che alcuni di questi ospiti, l'Afram è stato diciamo accusato di essere molto vicino a Mohamed Hannoun, quello che per gli Stati Uniti è sostanzialmente l'uomo di Hamas in Italia, comunque, o se non un finanziatore di Hamas. Altri protagonisti di questo convegno, come il signor Avila, aveva partecipato al funerale di Nasrallah, del leader di Hezbollah Nasrallah, per dire il tasso di diciamo concezione democratica dell'Islam che evidentemente piace a questi signori, e hanno dato vita a questo convegno che è un'altra tappa, un'altra spia del partito islamo-gauchista, della grande saldatura. Tra sinistra istituzionale c'era anche il cappello del PD e frammenti del mondo islamico, o accusati di essere vicini ai fratelli musulmani, come è avvenuto più volte per Lucoi, o che sono stati al funerale di Nasrallah, l'universo flottigliesco che era, diciamo, aveva oggettivamente prestato sponda alla narrazione filo Hamas del genocidio dell'ebreo malvagio, il simbolo dell'immigrazionismo oltranzista Mimmo Lucano. Capite che oggi la sinistra è anche questa cosa qui, forse è soprattutto questa cosa qui. E allora no, non è una commedia, c'è poco da ridere. Una sinistra così è ufficialmente oggi la voce degli oscurantisti. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.